ed è effettivamente, diciamo, corretto se si ha la forza di farlo, perché soprattutto se si ha la forza e la volontà del giocatore, anche da parte del giocatore, di voler rimanere in ogni caso fino alla fine della stagione nella società, perché effettivamente è una società che comunque ha un patrimonio in mano e che però vuole comunque salvarsi e non vuole privarsi dei suoi pezzi da 90 a gennaio. Quindi questo è il motivo per cui non credo che questa cosa succeda. Cioè, se il Napoli dovesse bloccare Dorgu lo farebbe eventualmente per giugno. Secondo me sarebbe un'operazione strepitosa, perché si potrebbe andare a prendere contemporaneamente un sostituto tra virgolette ricovara, con comunque ovviamente caratteristiche ben diverse, ma anche un giocatore che potrebbe sostituire, una volta aggiustato determinate cose difensive, perché difensivamente secondo me Dorgu dovrebbe un po' migliorare sotto tanti aspetti, ma con Conte onestamente non ho dubbi che si possa fare. Si va a prendere anche sostanzialmente un sostituto di Olivera, anche se adesso c'è comunque Spinazzola, che è simile a Dorgu per quanto riguarda determinate caratteristiche di adattabilità, il fatto che può fare praticamente tutti i ruoli della fascia sinistra e anche destra. Però, ripeto, sarebbe un'operazione strepitosa dal mio punto di vista, ma è un'operazione che si potrebbe fare solo tendenzialmente per giugno.